Luca non è più in dialisi, Luca ha ripreso una qualità di vita normale. Il fatto di essere riusciti a gestirlo in maniera così intensiva senza avere delle significative complicanze correlate alla dialisi ha fatto sì che la crescita del bambino sia ottima. È il 2020 quando Luca, a 4 mesi di vita, arriva per la prima volta nel pronto soccorso pediatrico di Padova. La sua insufficienza renale è già grave, il rene è completamente bianco, come mostra la sua ecografia, per accumulo di ossalati. Dopo gli esami e la diagnosi, Luca è affetto da una malattia genetica rara e inizia subito la dialisi. Questa malattia è legata al fatto che c'è un difetto genetico di un enzima del fegato. A livello del fegato sapete che noi abbiamo la convergenza di diverse vie metaboliche. Quando viene a mancare questo enzima non riusciamo a metabolizzare una sostanza che si chiama gliossalato. Questa sostanza si accumula e il nostro organismo la converte in ossalato, che è tossico per l'organismo. Quello che ha reso unico la gestione di questo caso è che siamo stati in grado di avere precocemente accesso a un farmaco innovativo attraverso un regime di dialisi intensiva, di portare il bambino al trapianto in una condizione ideale avendo un basso deposito di ossalati a livello sistemico. Sono 5 anni e mezzo tutti in salita per Luca alla dialisi peritoneale che si fa a casa 10 ore ogni notte. Per Luca, sempre in terapia con l'Umasiran, si rende necessario l'emodialisi, che significa 5 sedute di 4 ore a settimana nella nefrologia pediatrica di Padova. Le cure funzionano, Luca cresce e la scorsa estate è stato trapiantato alla rene. Risultati resi possibili grazie a un approccio multidisciplinare alla malattia nel centro di Padova, riferimento per tutto il Triveneto. Qui dal 1987 sono stati eseguiti 610 trapianti di rene pediatrici, 26 l'anno scorso, 350 ricoveri nel 2025, 2290 le dialisi peritoneali, 630 le terapie renali extracorporee. Nel centro che dal 23 febbraio è pienamente operativo nel nuovo ospedale pediatrico, dove sono state attivate 7 postazioni di dialisi di ultima generazione e una stanza di isolamento. Un fiore all'occhiello dell'azienda che attende la realizzazione del nuovo ospedale a Padova Est, tra i fascicoli più importanti sul tavolo del nuovo direttore generale Paolo Fortuna. Si tratta sempre comunque di rendere più efficiente ed efficace la ricerca, l'assistenza e la formazione all'interno appunto di un contesto dove si concentreranno appunto direi la maggior parte dei servizi che appunto riguardano l'azienda.